La sentenza non cambia le cose, non mi restituirà certamente le gambe. In questo momento penso esclusivamente a riprendermi, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessuna sentenza mi può fare ritornare come prima. Il mio sogno è tornare a camminare, mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo. Con queste parole Manuel Bortuzzo commenta la condanna a 16 anni decisa nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato omicidio, ritenuti responsabili della sparatoria dello scorso 2 febbraio nel quartiere Axa di Roma, in cui rimase gravemente ferito il nuotatore trevigiano. Il giudice, Daniela Ceramico Dauria, ha poi disposto una provvisionale di 300.000 euro in favore di Manuel. Il GUP ha fatto cadere l'aggravante dei futili e abietti motivi e sul risarcimento ha stabilito che debba essere discusso davanti al giudice civile. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 20 anni. L'impianto accusatorio ha retto, soprattutto per quanto riguarda la premeditazione. Ho comunicato al padre di Manuel la sentenza e mi ha chiesto se era una sentenza giusta. Gli ho detto di sì, ha dichiarato l'avvocato Massimo Ciardullo, legale della famiglia Bortuzzo. Marinelli e Bazzano hanno sempre detto di aver colpito il giovane nuotatore per errore. I terribili momenti di quella maledetta notte nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza che aveva ripreso l'attimo in cui Bortuzzo con la fidanzata si trovava ad un distributore automatico. I due poi si giravano e all'improvviso il giovane cadeva a terra colpito alla schiena. Quello che succederà poi sarà la corsa in ospedale, le ore, i giorni d'angoscia di familiari e amici per le condizioni di Manuel fino alla notizia che ha cambiato per sempre la sua vita. Il proiettile ha lesionato il midollo, il giovane, promessa del nuoto italiano, è paralizzato. Una diagnosi terribile che però non ha fermato Manuel, che sin da subito con una grande forza di volontà ha dimostrato di voler andare avanti. Con tenacia ha cominciato la riabilitazione fino al ritorno in piscina. Una maturità che va oltre i suoi 20 anni compiuti qualche mese fa, anche quando nella prima conferenza stampa parlò così dei suoi aggressori. Se mi dicono vuoi vederli, io dico anche no, cioè nel senso non mi cambia per essere davanti o meno. Penso che se li vedessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo. Però non ci sarà modo quindi.